Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento quotidiano di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento delle 12 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Sapete, siamo arrivati a giovedì, oggi giovedì 10 di dicembre, e sapete che al giovedì la nostra consueta rubrica del Chiedimi pure, a cura del dottor Davide Morici, uno dei due founder manager di Io Compro Siciliano, esperto in turismo, in accoglienza, organizzazione grandi eventi. Oggi proprio parleremo di turismo, quanto il turismo, visto il periodo, si sia modificato e come potrebbero essere le nuove forme anche di accoglienza. Ne parleremo fra poco con Davide Morici, ed ancora oggi un grandissimo ospite, il dottor Leonardo Lodato. Beh, lui è un giornalista noto, ha scritto per l'Ora a Palermo, poi si è trasferito a Catania e oggi è responsabile della sezione cultura e spettacolo per la Sicilia. Ha collaborato con Antenna Sicilia, insomma, ma oggi, oltre che nella sua veste di scrittore, cioè di giornalista, si ritroverà anche nella veste di scrittore, e parleremo un po' di quello che è il nostro modo di vivere il sole, il mare, l'aria che respiriamo. Sì, perché lui tutto questo lo ha raccontato con il suo libro Cielo, la mia musica. Quindi una bellissima puntata da trascorrere insieme. Beh, siamo pronti? Volevo ringraziare in regia Paolo Gatto e in caporedazione Marzia Monreale, tutto il team di Io Compro Siciliano. Iniziamo nel nostro consueto modo. Grazie, 261.405 volte grazie. Grazie sempre. Io ricordo a tutti voi di sostenere le aziende siciliane. Siamo entrati in questo mese di festività. Quest'anno sarà una festività vissuta in maniera differente, più riflessiva, e proprio per questo iniziamo da noi, quello che ormai diciamo in questi 8 mesi. Iniziamo da noi. Visitate il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com e sarà veramente una Sicily Experience, un'esperienza siciliana, perché troverete tanti prodotti siciliani di eccellenza da portare sulle vostre tavole, ma anche grandi oggetti d'arte, ceramiche, ma ancora gioielli recuperati, pensate, con oggetti quotidiani di non utilizzo, e quindi sono gioielli ecologici. E ancora ci sono accessori per la casa che possono essere anche un pensiero carino da mettere sotto l'albero di Natale per queste festività. Insomma, visitate il nostro marketplace. Vi ricordo anche la sezione dedicata alle antiche ricette siciliane a cura dello chef Mariano Carbonetti. Sarà anche qui bello rileggere quelle che sono le antiche ricette della nonna, o magari le antiche ricette che sono custodite all'interno dei monasteri. Siamo quasi pronti a lanciare la nostra rubrica di oggi. Volevo ricordarvi, oggi è giovedì e quindi questa sera alle 21:30 abbiamo il nostro, sì, sì, è lui, appuntamento con Vincenzo Canzone, Sicily On Air, perché si parla di musica, si parla di artisti, di eccellenze siciliane in giro per il mondo. Quindi mi raccomando, questa sera puntualissimi, ed ancora tante novità, perché ve l'abbiamo già detto in questi giorni, dalla prossima settimana parte il nuovo format di Io Compro Siciliano. Il nuovo format è pomeriggio special con presentatrice special. Eh sì, ci saranno tante rubriche, a partire dal lunedì con la rubrica della cucina dei ricordi con Mariano Carbonetti, ma ancora si parlerà di moda, sport, cultura, viaggi, insomma una settimana tutti i pomeriggi alle 18 piena di appuntamenti interessanti per voi. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci. Beh, io sono pronta, siete pronti anche voi? E allora mandiamo la sigla del Chiedimi pure.
al giovedì, la rubrica del Chiedimi pure a cura di Davide Morici. Buongiorno, buongiorno Buongiorno, Katiuska, buongiorno. bentrovato. Come stai? Stai bene? Una settimana che non ci vediamo. Una settimana che non ci vediamo, ma sono successe tante cose in questa settimana. L'università, perché c'è stato questo appuntamento importantissimo che mi piace sempre ricordare per chi magari segue Io Compro Siciliano da poco, perché grazie a questa forza del gruppo di lavoro di Io Compro Siciliano siamo entrati anche all'interno dei percorsi di studio dei giovani, perché c'è stato un appuntamento importante all'Università di Puglia, Davide. Sì, sì, abbiamo fatto questo incontro, abbiamo dato questa lezione su Io Compro Siciliano, sul progetto, su come è nato, su come si è evoluto, su quello che è la progettualità, il business plan, su quelle che sono quelle nuove anche forme di investire su se stessi e investire partendo dal territorio, da tutto quello che ci appartiene, da quella che è la nostra identità, la nostra storia. Sempre più si sentono storie di giovani che investono anche in quello che è l'agricoltura, che proprio è un elemento fondamentale della nostra regione, oltre che dell'Italia tutta. Quindi devo dire sì, tra tutti questi progetti abbiamo dato l'esempio di Io Compro Siciliano, che oggi un po' rappresenta il contenitore, un po' l'incubatore anche di tante di queste iniziative. Oltre a questo, un'altra università che ci ha messo un po' in primo piano creando due gruppi di lavoro, uno dedicato a un progetto sull'agroalimentare della regione delle Marche e l'altro dedicato a noi. E ci hanno mandato un bellissimo documento dopo uno studio che hanno fatto di 2 mesi e che presto condivideremo. È l'Università di Trento che un po' ha attenzionato come startup innovativa che è partita dal territorio, proprio Io Compro Siciliano. A proposito di camminare velocemente, a proposito di tanti progetti che sono diventati ormai, perché noi questo l'abbiamo sempre detto in questi 8 mesi, si nasce come gruppo social, in realtà Io Punto Siciliano è una vera e grande impresa, è una grande azienda e si abbraccia realmente tanto e tanti sono i punti importanti e oggi mi piacerebbe proprio toccare un punto importante che riguarda poi il turismo, l'accoglienza. Sicuramente ci sono dei progetti e soprattutto delle realtà che stiamo mettendo in atto, che sono la Sicily City Pass, il portale del turismo, il siost.it, però oggi mi piacerebbe anche soffermarmi su come, visto un po' i tempi e visto chiaramente un po' come si è modificata la nostra vita quotidiana, cambierà anche il modo di viaggiare, cambierà anche il modo di vivere la vacanza. Abbiamo delle nuove idee? Cosa accadrà? Sì, diciamo che il Covid che ancora oggi viviamo sulla nostra pelle, sulla nostra, lo dico anche a livello personale perché anche io gestisco una struttura ricettiva e quindi in questo momento è vuota come tantissime strutture e purtroppo tante strutture non ce l'hanno fatta, al di là delle logiche della qualità, quindi dell'improvvisazione su quello che è mettersi in gioco su un'attività turistica, quindi anche di ricezione turistica, senza avere la giusta consapevolezza di quello che è la stessa attività. Quindi questo ha fatto sì che oggi, col problema del Covid, già dalla prima fase del Covid, ha fatto sì che tante strutture non ce l'hanno fatta. Ma questo è stato anche incentivante per tante altre che si sono specializzato, per tutte quelle persone, tutti quei gestori che hanno voluto investire in loro stessi puntando alla formazione, a studiare e a rinnovarsi. Però poi di fatto il Covid in generale, quando va a battere, a bloccare tutto quello che sono i vettori aerei, cioè quindi tutto quel turismo che di fatto internazionale che arrivava in Sicilia, che sicuramente portava un'economia assolutamente di alto livello, quindi oggi sono nate nuove forme
di turismo, forme che, come abbiamo detto sempre, partendo dalla risorsa locale. La risorsa locale non è soltanto il prodotto locale, che è una risorsa che dobbiamo rivalutare e supportare, ma è anche quello che è l'esperienza locale, l'experience locale, partendo dai circuiti locali, dai nostri territori. Giorni fa ascoltavo un servizio in TV anche su quello che sono le nuove forme di turismo, inteso come turismo nella stessa città, un po' come io abito fuori città, ma comunque nei pressi della città, prenoto una stanza d'hotel, una stanza in una struttura ex alberghiera, insomma una stanza vivendo un po' l'esperienza da turista all'interno della mia città e utilizzo e acquisto quello che sono i servizi anche di tour all'interno della città per conoscere meglio il mio territorio. Quindi queste sono nuove formule che sicuramente nascono da un'esigenza, che è quella che è legata a quello che oggi si può fare, ma sicuramente sono convinto che rimarranno anche nel tempo, che sono nuove formule di turismo a chilometro zero e che hanno un valore immenso, perché molte volte noi siamo proiettati a conoscere territori stranieri quando in verità lo stesso territorio nostro, dove noi siamo nati, dove noi viviamo, dove noi circoliamo, a volte non lo conosciamo abbastanza. E quindi proprio per questo bisogna dar voce a realtà rurali e montane. Sappiamo che la Sicilia di realtà montane bellissime ne ha tante, quindi dobbiamo dare voce a tutte quelle che sono queste realtà, quelle realtà che appunto hanno una configurazione geografica e molte volte in passato sono rimaste in disparte oppure poco rivalutate. Allora questa è l'occasione per rivalutarle. Quindi tutto quello che è il turismo enogastronomico, la nostra terra è assolutamente attrazione enogastronomica, abbiamo delle eccellenze nel mondo del food e anche dell'enogastronomia che sono sicuramente di altissimo valore per noi stessi e noi stessi non li conosciamo e abbiamo magari di default la concezione che il Made in Sicily è qualcosa di qualità, sicuramente fuori di default si viene visto così, ma noi stessi molte volte non lo conosciamo ed è un'esperienza da vivere non soltanto per la promozione, ma per noi stessi, conoscere, vivere un'esperienza di gustare un buon vino all'interno di un casale nei territori montani, un'esperienza con dei pacchetti che ad hoc si possono creare o che ci possiamo anche noi stessi creare per conoscere il nostro territorio. Quindi proprio bisogna avere in questo momento uno spirito di iniziativa forte, di innovazione. Noi stessi gestori dobbiamo innovarci, una propensione a lavorare in gruppo, a lavorare in squadra, perché si sa che da soli, e oggi il Covid ce l'ha insegnato, si fa ben poco. Anche nella nostra cultura siciliana, si sa, il siciliano non è mai stato propenso a fare squadra, ma è stato propenso a essere geloso di quello che ha e a primeggiare da singolo, ma oggi questo non funziona. Oggi funziona la squadra, oggi funziona il team, oggi funziona dare valore al team, dare valore alla risorsa uomo, alla risorsa umana che fa parte di un team e quindi dobbiamo unirci per nuove proposte che appunto partono proprio dal territorio. Quindi anche la formazione, come l'ho menzionata prima, quindi creare e crearsi delle finalità che possono migliorare quella che è la nostra proposta, quello che già facciamo usualmente, nella gestione anche di una struttura ricettiva, anche andarlo a rivalutare per migliorarlo e anche per promuoverlo in maniera diversa, perché cambia la proposta ma cambia anche l'utente che cerca altro. Sicuramente il Covid ha creato tanti di quei vincoli che hanno fatto sì che l'esigenza è diventata una proposta, cioè si è trasformata in proposta, cioè si può fare questo, vabbè lo facciamo, ma questo vabbè lo facciamo non deve essere sinonimo di abbassiamo la qualità, lo facciamo perché è quello che possiamo fare, perché poi va a finire che si crea un effetto contrario, cioè lo stesso gestore ne ha una visibilità negativa, si dà una visibilità negativa a quello che è la proposta che si vuole offrire, ma assolutamente il gestore deve costruire su quello che è quell'esigenza che oggi si è venuta a creare e che può mantenere nel tempo. Quindi si deve creare lo sviluppo di un'offerta assolutamente integrata che vede proprio la partecipazione totale e attiva della popolazione locale e anche di tutte quelle che sono le risorse locali, i prodotti locali e tutto questo si trasforma assolutamente poi in ricchezza, in una potenzialità del territorio stesso. Quindi una proposta
che oggi si può creare è quella proprio di prodotti e di itinerari partendo, e di esperienze partendo dalla nostra città, dalla nostra provincia, dal luogo dove viviamo, per conoscere i nostri territori, e sicuramente può essere una proposta che può essere mantenuta nel tempo, un'alternativa a quello che poi ci sarà anche quando si riapriranno, e spero quanto prima, anche i mercati e anche i vettori stranieri possano di nuovo ritornare in Sicilia. Mi sembra di far sintesi con una frase che spesso ho sentito anche dire a voi in questi mesi, che è: pensiamo adesso alla qualità dell'accoglienza, che sarà fattore determinante per una diversa qualità del turismo. Bene, io, Davide, ci sono tante cose che sono state dette durante questa già parte introduttiva della puntata di oggi, che ci riportano all'ospite di oggi. Abbiamo parlato della bellezza della nostra Sicilia, abbiamo parlato un po' anche di come sia cambiato il nostro approccio alla vita. Mi piace citare questa frase, che un po' ci rappresenta da sempre, che è quella del Tomasi di Lampedusa nel Gattopardo, che dice che la bellezza di noi siciliani sta nella nostra insularità d'animo. Beh, devo dire che l'ospite di oggi ha molto da raccontare rispetto proprio a questa posizione, perché lui, oltre ad essere, lo dicevamo proprio ad apertura, un bravissimo e noto giornalista, è uno scrittore, e nel suo libro si parla proprio di aria, di mare. Sì, perché ci racconterà di Cielo, la mia musica. Signore e signori, abbiamo con noi il dottor Leonardo Lodato. Buongiorno, buongiorno a tutti e complimenti Buongiorno. soprattutto per questa vostra iniziativa. Grazie. Beh, allora, il dottor Lodato, così come anticipato d'apertura, è un noto giornalista, ha lavorato per l'Ora di Palermo, ha lavorato e lavora per la Sicilia, è tra l'altro caposervizio di cultura della sezione cultura e spettacolo, quindi quale migliore occasione per parlare proprio con il dottor Lodato. Noi abbiamo avuto tanti pomeriggi special, tanti pomeriggi speciali dedicati agli artisti, ma oggi vogliamo soffermarci, dottor Lodato, su questo suo lavoro, questo suo libro, che è Cielo, la mia musica, dove ci sono 3 punti importanti: il mare, la sua esperienza personale, che poi sono le immersioni, la sua vita, questo amore veramente molto forte per il suo vivere il mare, e la musica. Vogliamo raccontare un po' ai nostri amici? Sì, allora io intanto metterei da parte il lei e il dottore, preferisco essere chiamato per nome. Anche perché noi siciliani siamo tutti un'unica famiglia, dobbiamo capire che siamo un'unica famiglia e quindi ci dobbiamo dare del tu, siamo fratelli e sorelle. Allora, per quanto riguarda il libro, appunto, Cielo, la mia musica, come dicevi bene tu, nasce proprio da questa commistione di mie passioni, la passione per il mare e la passione per la musica soprattutto. E il titolo è un po' ironico, viene da pensare subito a Cielo, mio marito, però anche questo ha un significato di sottofondo. Il fatto che io abbia voluto mettere questo titolo al mio libro parte da un punto fermo, che è quello di far alzare gli occhi agli artisti, sono 12 che io ho intervistato, per farli riflettere, non solo per farli raccontare quello che è il loro mestiere di artisti della musica, ma soprattutto di uomini e di donne. Tengo a sottolineare che non si tratta esclusivamente di un libro di musica, ma è un libro dove i musicisti si aprono, si raccontano e soprattutto esaminano il loro modo di vivere e di vedere la Sicilia. Alcuni di questi cantanti, di questi musicisti non vivono nella loro isola, vivono fuori, ma sono dentro estremamente siciliani. Forse lo sono ancora più di noi che viviamo in questa terra.
Beh, Leonardo, devo dirti che noi proprio su quello che hai appena detto abbiamo creato un format che è proprio quello del giovedì sera, perché Sicily On Air è proprio questo, il racconto di musicisti, cantanti, autori, scusate, che si ritrovano un po' nel loro modo a raccontarsi e a raccontare la loro esperienza di artisti nel mondo, non solo chi è rimasto in Sicilia. Però una domanda mi viene subito a mente da porti. Il sole, il mare, quanto influiscono poi nella vita di ognuno di noi e a maggior ragione ti dico, visto che tu hai intervistato questi 12 artisti, questi 12 musicisti siciliani, questa influenza dell'aria, dell'acqua, ha ancora più valenza? Sicuramente, noi abbiamo la fortuna, e spesso non ce ne accorgiamo, di vivere in una terra veramente stupenda, è una sorta di paradiso. E il fatto di avere quasi per 365 giorni all'anno il sole, ecco oggi, ieri pioveva ma oggi c'è una giornata stupenda, il fatto di sentire degli odori particolari, che sono gli odori che si alzano dal mare, se vai nei mercati dove c'è il pesce fresco appena pescato in vendita, senti quei profumi che abbiamo solamente noi. Io non ho nulla contro il nord, contro gli altri paesi esteri, ma quello che abbiamo noi a disposizione quando usciamo di casa non ce l'ha nessun altro. Ti racconto un piccolo episodio che non è legato al libro, ma che ha molto a che vedere con quello che io racconto. Pochi giorni fa ho intervistato Franco Mussida, che è il chitarrista storico della premiata Forneria Marconi. Lui mi ha detto: io sono legatissimo alla Sicilia, io è 30 anni che faccio interviste, ogni volta tutti quanti mi dicono quanto è bella la Sicilia, quanto mi piace, ci vorrei venire a vivere, ma poi lo dicono anche così, per dovere di cortesia. Invece Franco Mussida mi ha raccontato che la sua prima esperienza in Sicilia è stato un giorno negli anni 70, quando lui, dopo un viaggio da Bolzano in macchina direttamente in Sicilia, è stato accompagnato a dormire in un albergo di Taormina. Mi diceva, ero stanchissimo, non capivo nulla. L'indomani mattina, quando mi sono alzato, ho aperto la finestra, mi sono trovato davanti il paradiso. C'era il sole, c'era l'Etna, c'era il mare. E questo episodio gli ha cambiato la vita, almeno lui così mi ha raccontato. Ma ha detto: da quel momento io non sono stato più la stessa persona, sono stata una persona migliore perché mi sono reso conto di quanto piccoli siamo davanti al miracolo della natura. E la Sicilia rappresenta tutto questo, rappresenta il miracolo della natura che tutti quanti ogni giorno svegliandoci dovremmo guardare e fare nostro. Perché purtroppo, diceva bene prima Davide Morici, noi guardiamo troppo all'estero, guardiamo troppo ai bei posti che ci sono fuori e spesso non ci soffermiamo invece su tutto quel paradiso culturale, artistico, tutto quel panorama che abbiamo qui da offrire agli altri. E io mi sono accorto quest'estate, ma ce ne siamo accorti un po' tutti, che la Sicilia è stata presa d'assalto dai turisti provenienti dal centro, dal nord e dall'estero, perché la Sicilia riesce a dare quello che altri posti non riescono a dare. Intanto la cortesia, l'affetto e l'accoglienza, questo è importante. E poi l'altra cosa importante, come sottolineava prima Davide Morici, è che dobbiamo fare squadra. Questo è fondamentale. Forse adesso finalmente lo stiamo cominciando a capire. E questi 12 artisti che io ho intervistato sono 12 artisti in grado, cioè che hanno capito già da tempo che fare squadra ed essere fieri della propria sicilianità è un tratto vincente. E a noi piace sentirlo dire da te e oltretutto, insomma, ne hai anche scritto un libro, che poi sono 12 musicisti, è un po' come se fosse poi un calendario di emozioni, no? E c'è questo passaggio, quindi è veramente una piacevole lettura che dà la sensazione di questa esperienza siciliana un po' vissuta da tutti.
Io vorrei leggere qualche messaggio da parte dei nostri amici che come sempre scrivono nella nostra diretta e quindi condividere con loro il saluto della mattina. Abbiamo Mari Desi, buongiorno, ciao Mari, grazie per essere con noi. Abbiamo Giuseppe Graziano, buongiorno a tutti voi, ciao Giuseppe. C'è Venera Scardaci, buongiorno Catiusca Grande, ciao cara Venera, grazie per essere con noi. C'è Salvo Buffieri, lui è un siciliano che vive in Francia, dice buongiorno Catiusca è ospite, quindi i saluti arrivano anche a te Leonardo. C'è Lidia Prestana, buongiorno a tutto il popolo di Racconto Siciliano, ciao Lidia. Ancora Matteo Magro, buongiorno Catiusca, complimenti come sempre, ciao Matteo, grazie per i tuoi saluti del buongiorno. Ancora Sebastiano Bizzarra, buongiorno a te. Salvatore Armando, saluti da Sciacca, ciao a tutti gli amici che ci seguono da Sciacca. Abbiamo Gogol, il nostro Mauro Todaro, ambasciatore del sorriso nel mondo, ciao Mauro. Abbiamo John Blandi da New York, buongiorno Catiusca e Davide, sereno giovedì, ciao John, grazie per essere con noi. La nostra Roberta Liotto, che fa parte del team di Incontro Siciliano, buongiorno a tutti, ciao Roby. Ancora Amalia Lupinto, buongiorno a tutti gli amici di Io Compro Siciliano. Ancora Venera, complimenti al tuo ospite. C'è Roberto Mistretta. Beh, Roberto Mistretta è un carissimo amico, oltre che un carissimo amico Leonardo, penso che tu già con questo sorriso è un bravissimo e grandissimo scrittore, una grande eccellenza siciliana. Mi sembra che col tuo sorriso conosci Roberto, Leonardo. Allora, io lo conosco e soprattutto lo definisco sempre un fiore all'occhiello della squadra dei miei collaboratori della cultura. Quindi un grande saluto. Roberto dice grande libro da leggere per conoscere grandissimi interpreti siciliani, una scoperta continua, un viaggio affascinante. Saluti a tutti ragazzi. Ciao, ciao grande Roberto. Beh, torniamo un attimino. Davide, mi sembra che il dottor Lodato Leonardo ci abbia portato veramente questa sua grande esperienza. Tra l'altro c'è una cosa che accomuna Davide e Leonardo, nel senso che è la musica, perché Davide è un musicista e quindi questa cosa insomma penso capita ancora di più come musicista, ma c'è una bellissima cosa che ho letto, Leonardo, perché tu hai ideato per conto dell'azienda italiana Vulcan, adesso, cioè, spiegaci e dimmi cosa hai ideato. Allora, ho ideato un piatto per batteria e la cosa che mi riempie d'orgoglio è che l'ho ideato insieme al patrono di un'azienda, lui si chiama Massimiliano Rigoni, al patrono di un'azienda che produce strumenti musicali che è proprio catanese, la Vulcan, prende il nome proprio dal nostro vulcano. È capitato un giorno, ci siamo conosciuti proprio per questioni di lavoro, perché io gli ho fatto un'intervista per il giornale dove abbiamo parlato dell'attività di questa azienda. Nel chiacchierare così, diciamo, off record, come si suole dire, abbiamo scoperto di avere entrambi la passione per il mare e per le immersioni. E io sono un appassionato soprattutto di sommergibili e di sommergibilismo. A quel punto, chiacchierando così, gli ho detto, senti, ma perché non ci inventiamo qualcosa che abbia a che fare con la musica e con i sottomarini, con i sommergibili? Lui non se l'è fatto dire due volte, ma ha detto dimmi tu cosa vuoi fare. L'indomani io già ho buttato giù una bozza di quel che avrei voluto fare e mi è venuto in testa di inventare un piatto che fosse in grado di riprodurre in qualche modo il suono dei sonar dei sommergibili. Lui nel giro di poche settimane ha messo in moto i suoi artigiani e hanno realizzato un prototipo di questo piatto. Tra l'altro la cosa più bella, la soddisfazione più grande è che questo piatto è stato esposto al NAMM, che è la più grossa fiera di strumenti musicali che si svolge ogni anno negli Stati Uniti, ed è stato anche venduto, quindi maggiore soddisfazione proprio perché vuol dire che scusate, il prodotto siciliano, quando è fatto con passione, ma soprattutto quando è fatto con qualità, funziona anche all'estero.
Davide Morici, beh, io penso che sia venuta fuori ancora una volta identità, Qualità? qualità, provenienza, no Davide? Assolutamente, assolutamente. In tutto quello che ha raccontato Leonardo, ci possiamo dare del tu, come abbiamo detto, sono uscite fuori queste parole, che poi alla fine il prodotto siciliano all'estero già di default è sinonimo di qualità, ma noi dobbiamo essere i primi a avere rispetto di quella qualità, dobbiamo rispettarla affinché quella qualità rimanga nel tempo. In tutto quello che facciamo, in quello che promuoviamo, in quello che all'inizio dicevo anche di una proposta turistica legata al territorio, dobbiamo promuoverlo e creare questa proposta rispettando la peculiarità di quel territorio, rispettando quell'identità. Questo fa sì che rimanga nel tempo ed è poi quello che è la chiave oggi di lettura. Lo diciamo sempre che per poter promuovere o vendere un prodotto, che sia la Sicilia tutta o che sia il prodotto singolo, che può essere la marmellata, il prodotto siciliano creato qua, noi dobbiamo partire dalla storia, dal racconto di dove nasce, come viene fatto, dalla manualità, le mani che toccano la terra e realizzano e costruiscono. E poi tutto questo si trasforma, e mi piace dirlo così, in musica. Un po' quella che è la musica, che è uno degli elementi, se non quello in assoluto, che unisce tutto il mondo e che poi alla fine porta il messaggio in tutto il mondo. Quindi attraverso questo suono, questa musica, è proprio per questo, nella valorità, mi piace ricordare un'esperienza fatta legata al mondo della musica e di quanto noi diciamo che è importante investire in cultura, investire in arte, tutto questo, investire nel sociale, tutto questo si trasforma in sviluppo. Un'esperienza di 2 anni fa, che di un concerto organizzato e assemblato, quando uno dice la musica si può abbinare al prodotto, il musicista si può abbinare al prodotto. Questo concerto degli artigiani della cultura che ho organizzato, dove gli artigiani della cultura sono tutti quelli che creano, quindi lo è un musicista che crea, come lo è un carrozziere di una officina, come lo è un produttore di marmellate, un produttore di birra, insomma siamo tutti artigiani nel senso assoluto. Questo concerto è organizzato per un evento grosso a Palermo tra 15 orchestrali, 10 artigiani veri e propri, quindi c'era il carrozziere, c'era il muratore, c'era lo sportello della macchina, c'era il giornalista con la macchina da scrivere, che con i loro suoni, quando uno dice la musica, abbinati, abbinati alla musica degli orchestrali, creavano un ensemble di musica assolutamente di alto valore ed è venuto fuori un concerto degli artigiani della cultura che mi prometto, e chi lo sa, quanto prima poterlo ripetere. Quindi assolutamente il connubio, l'unione tra noi uomini, l'unione tra le maestranze, l'unione dei suoni di tutte quelle che sono le nostre identità, creano una proposta nel rispetto di quello che è l'identità forte per la promozione della nostra Sicilia nel mondo. D'altronde lo diciamo sempre, la Sicilia non è una regione, è un continente. Quindi. Grazie, c'è un messaggio di Sebastiano Muzzarra che scrive: il dottor Morici ha le idee molto chiare, mi auguro che tutte le eccellenze e realtà locali che io compro siciliano in questi 8 mesi ha fatto emergere seguano i suoi consigli e degli altri ideatori del gruppo e fare uscire finalmente la Sicilia della sua storica precarietà e dipendenza da soggetti o enti foresti. Devo dire, è un bellissimo messaggio. Con questo messaggio vogliamo chiudere. Sicuramente abbiamo Davide Morici, abbiamo oggi la nostra macchina da scrivere qui con noi. Dico che ogni giorno scriviamo una pagina nuova, una pagina diversa di una Sicilia unita che vuole costruire, rappresentare il suo mondo, che è il mondo, il continente Sicilia a tutto il resto del mondo, portare la Sicilia nel mondo e il mondo in Sicilia, così come dite sempre voi. Siamo arrivati a chiusura. Io volevo ringraziare il nostro specialissimo ospite, grazie a Leonardo Lodato per essere stato con noi, una bellissima, seppur breve, visti i tempi, intervista, grazie di cuore. Volevo ringraziare
Davide Morici con Grazie la a te. rubrica del giovedì, ci si rivede giovedì prossimo. Nel frattempo voglio dire al popolo di Io Compro Siciliano, mi raccomando, questa sera alle 18, questo pomeriggio, repliche ancora il meglio di Io Compro Siciliano Live Special, e questa sera guardate cosa il mio regista Paolo Gatto ha messo in sovraimpressione. Questa sera alle 21:30 il grande Vincenzo Canzone con Sicily On Air, la musica nel mondo, le eccellenze siciliane, quindi collegatevi. Ancora domani la rubrica di Chiedimi Pure a cura del dottor Giuseppe Giorgiani, si parla di internazionalizzazione, come sempre si parla di bandi, di aiuti alle aziende, quindi continuate a seguirci. E mi raccomando, settimana prossima nuovo format, pomeriggio special, presentatrice special, chissà quante belle rubriche. Abbiamo la rubrica del lunedì della cucina e poi moda, viaggi, abbiamo ancora la buona alimentazione, insomma saranno tutti pomeriggi differenti per vivere come sempre in armonia il conto siciliano. Beh, io devo proprio chiudere, ringrazio Paolo Gatto e regia. Leonardo, Davide, potreste per favore avvicinarvi alla camera? Più vicino, vieni Leonardo, vieni più vicino, perché adesso ti devo dire una cosa importante. Noi per chiudere gli appuntamenti, il mio regista sa che c'è, come dire, è prassi, ormai è diventato il nostro slogan di chiusura, noi è diventata, cioè gli ospiti che vengono a casa nostra devono con noi lanciare la sigla di chiusura, e per lanciare la sigla devono ripetere con me: io compro siciliano. Siciliano. Ci piace! Grazie Leonardo Lodato, grazie Davide Morici. Grazie a voi, grazie, piacere Leonardo. Grazie, adesso sigla! Ciao, grazie. Ciao Leonardo, grazie.